Pronti? 1, 2, 3. E questo viene convalidato con praticamente il numero 1 che non può partire, ed è Stricker invece che assume subito l'iniziativa nei confronti di Azzolina Rec. Rimane per corsie esterne invece Butterfly Horse, e Stricker guida dopo 200 metri di gara in 16. Seconda posizione per Azzolina Rec, che precede Vamos OP. Partito bene invece all'Isero dei Rum, che è già in seconda pariglia esterna e segue direttamente le mosse di Butterfly Horse. Viene via invece in terza Output Pressure e costringe così all'Isero dei Rum a muoversi, e all'Isero dei Rum non si fa pregare, non tarda a progredire, in poche battute si fa piccolo e va a ridosso della seconda posizione alla corda, e costringendo a sua volta dal lungo Stricker, mentre in seconda pariglia rimane ora campione RAL. Siamo intanto all'altezza del chilometro in 1:19,4, non cambia nulla. Stricker che comanda la gara liberamente, al suo esterno però c'è il favorito all'Isero dei Rum. In coda a tutti è Output Pressure. Se la dà a gambe Stricker perché non vuole farsi agguantare da all'Isero dei Rum, che però lo copre interamente a 550 dal palo e dà l'attacco deciso a metà della retta delle scuderie per passare in vantaggio già a 450 dall'arrivo. Deve vederselo ora con Butterfly Horse che scatta al suo esterno. Tra gli altri anche campione RAL viene via deciso, mentre cala sensibilmente Stricker. Gli altri nessuno riesce a farsi luce. Ha preso vantaggio intanto all'Isero dei Rum, che entra in addirittura con 2 lunghezze di margine in arrivo. All'Isero dei Rum nel finale deve un po' soffrire, 5, ma viene a concludere netto vincitore, confermando che questa è la sua pista in questo tipo di corse. Secondo posto per un ottimo campione RAL che sul palo piega Butterfly Horse. La vittoria quindi per all'Isero dei Rum e Roberto Ruvolo, che raddoppia a sua volta in giornata, vince questo handicap che valeva come seconda tris del giorno. Vedete la vittoria nettissima quando decide di andare, non ce l'è per nessuno. All'Isero dei Rum viene a vincere facile, 2 lunghezze e mezzo avanti a un ottimo campione RAL che precede a sua volta Butterfly Horse per un arrivo che recita 12,6,3 numericamente, ma è all'Isero dei Rum con Roberto Ruvolo per conto di Daniele Quarneti a portare a casa la vittoria per conto del signor Sebastiano Colibazzo. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. L'appuntamento è per giovedì prossimo.